AVS quale contributo vuole dare nella coalizione di centrosinistra che si presenta compatta qui alla regionale in Veneto? Ma intanto vuole contribuire a vincere le elezioni, come sempre quando ci si presenta in una campagna elettorale, e poi vuole contribuire a governare questa regione nel segno della giustizia sociale, della giustizia ambientale, per dire basta con i tagli al sistema sanitario nazionale pubblico, con le chiusure dei pronto soccorsi che in questa regione presentano numeri allarmanti, basta con il consumo di suolo indiscriminato, basta con un lavoro che anche quando c'è è spesso mal pagato, precario, sfruttato. Vuole portare avanti i suoi valori, le sue idee che stanno in tutta Italia segnando la crescita ormai sempre più forte di Alleanza Verdi e Sinistra nel panorama politico nazionale, una crescita che ha a che fare con questo, col fatto che siamo una forza coraggiosa che dice le cose come stanno, che non ha peli sulla lingua e che soprattutto è coerente nei suoi comportamenti. Come in qualche modo insomma, è la prima volta che tutta la coalizione di centrosinistra riesce a trovare un'amalgama, è stata un po' la figura di Manildo a fare questa unione tra le forze che sono insomma, anche diverse. Le differenze nelle coalizioni sono all'ordine del giorno e ce ne sono moltissime, come si è visto anche nel centrodestra, che ci ha messo parecchio a trovare il suo candidato e a risolvere le sue questioni interne, in particolare tra Lega, Fratelli d'Italia. Manildo naturalmente ha contribuito, ma c'è un lavoro che riguarda la costruzione del profilo di una coalizione di alternativa che stiamo mettendo in campo in tutta Italia, l'abbiamo presentata in tutte le regioni al voto, stiamo lavorando per costruire il programma e l'agenda dell'alternativa al governo Meloni e siamo a buon punto e continueremo in questa direzione. Questa costruzione dell'alternativa quali altri passi prevede? Lei faceva riferimento alla sanità, al sociale, e quali altri punti anche in relazione alla nuova manovra? Ma la sanità è forse l'urgenza più grande e più sentita dagli italiani e dalle italiane, è il diritto alla salute che viene rivendicato come un diritto universale, troppo spesso negato, ma vale per il diritto all'istruzione che è sempre più in crisi in un paese nel quale anche qui il definanziamento, la marginalizzazione della scuola, dell'università e della ricerca producono danni quotidianamente, non solo al diritto allo studio ma anche alla competitività del paese. Poi il lavoro, gli stipendi che sono un'altra grande emergenza. L'Italia è l'unico paese d'Europa dove negli ultimi 30 anni, gli stipendi sono rimasti fermi al palo mentre il costo della vita, come sanno le persone normali, continua ad aumentare. Noi come AVS proponiamo una legge, lo sblocca stipendi, per adeguare automaticamente gli stipendi all'inflazione, cioè per proteggere gli stipendi e il reddito degli italiani dal costo della vita. Su tutte queste questioni, come naturalmente sulle grandi questioni del mondo, la pace, la guerra, il no al disarmo, noi siamo pronti a offrire al Paese un'alternativa credibile. Il rapporto con l'Europa, un'Europa che secondo voi sta andando verso una caratterizzazione sovranista anche alla luce delle più recenti dichiarazioni? Ma c'è poco da fare, se vincono i nazionalisti l'Europa non c'è più, salta per aria, perché i nazionalisti di ogni paese hanno nel loro DNA la distruzione dell'Europa non solo come sogno di unità, ma come alternativa da un lato alla crisi americana, dall'altro ad altre grandi potenze, penso alla Cina, penso alla Russia. L'Europa resta il continente dei diritti, il continente dei valori liberali, della democrazia, dei diritti del lavoro, dei diritti dell'ambiente, con tutti i suoi limiti, con tutti i suoi errori, ma resta l'unica alternativa praticabile. E allora l'Europa va non solo difesa, ma va migliorata con politiche che rafforzino queste caratteristiche e non le indeboliscano. Ma le disposizioni del Green Deal non sono un po' un libro dei sogni? No, sono il libro delle necessità. Giorgia Meloni e la destra, compresa quella che governa questa regione da troppo tempo, continua a parlare del Green Deal come se fosse frutto dell'ideologia. Ho letto le dichiarazioni del candidato della destra che dice che lui vuole il Green Reel, ma l'unico Reel, l'unica verità di cui disponiamo è quella che unanimemente la comunità scientifica ci offre, che ci dice che se non c'è rapidamente il passaggio a emissioni zero, alla neutralità carbonica, non solo il pianeta va a gambe all'aria, ma anche la nostra economia rischia di saltare per aria. La strategia non può essere quella di rinviare, rinviare, rinviare perché non siamo mai pronti, perché così non saremo mai pronti e anche economicamente faremo un danno alle nostre imprese e ai nostri lavoratori. La sanità tra le priorità, perché che cosa c'è da fare a Venezia e in Veneto? Beh, e intanto la sanità nel Veneto è molto peggiorata. Una volta si diceva il Veneto era
una regione di eccellenze, eccetera. È ancora in parte di eccellenze, però si è ridotta la qualità per le liste di attesa, per la privatizzazione, perché sono stati spostati fondi nelle strutture convenzionate, perché la spesa del personale è ferma al 2004, invece ci vuole un investimento sul personale, poi dicono non ci sono medici e infermieri, invece i medici e infermieri ci sono, ma si licenziano, vanno in strutture private, vanno anche all'estero, quindi bisogna incentivare il personale perché non ci sia questa emorragia in altri settori. Oltre alla sanità, quali altri temi? AVS insomma è sensibile ai temi ambientali, rispetto... Sì, quando si parla di sanità bisogna parlare di salute e la salute bisogna fare una prevenzione primaria, cioè lavorare sull'ambiente, sugli inquinanti, a Mestre ma anche in altre parti della regione ci sono tutte queste manifestazioni, battaglie contro gli inceneritori, quello di Fusina ma anche quello di Cadelbue Verona, anche quello di Lonigo, Vicenza, Schio, Padova. Noi dobbiamo assolutamente mettere in atto una prevenzione primaria, si dice, cioè prima di ammalarsi dobbiamo prevenire, poi bisogna avere biomonitoraggi, indagini epidemiologiche sul territorio perché la sanità non si misura in prestazioni sanitarie ma in indici di salute e questi indici li dobbiamo andare a capire dove sono.